Mirella Bagliana, lei ufficialmente sindaco di Vittorio Veneto e sindaco donna. Un commento a questi due aspetti. Allora, sì, intanto i risultati stanno ancora arrivando, ma insomma questo sembra il risultato finale. Io sono molto felice per tutti i cittadini che ci hanno sostenuto. Ringrazio anche tutti i cittadini che hanno partecipato al voto a prescindere da quello che hanno votato. Penso che il momento elettorale sia un momento democratico per la città e quindi viva la partecipazione anche se non è stata molto alta. La questione della donna, sì, io ho sempre fatto politica dall'età di 18 anni, l'ho sempre fatta con la caratteristica di essere una donna, quindi la parte empatica secondo me prevale e vabbè, sono abbastanza fiera di questo, ecco. Si aspettava questo risultato? Ci sperava? Allora, il risultato sì, forse era nell'aria, io fino in ultima però non ero sicura di portare a casa questo risultato. Diciamo che è stato fatto un lavoro molto, molto capillare, abbiamo incontrato tantissimi cittadini, siamo andati casa per casa, strada per strada e questo forse ha anche pagato. La città ha voglia di un cambiamento e forse ha votato con queste idee. Una parola da rivolgere al suo sfidante Posocco? A Gianluca naturalmente va la mia stima come persona, naturalmente non abbiamo mai avuto contrasti, quindi questo sicuramente. Naturalmente forse lui paga l'operato dell'amministrazione uscente e quindi questo è un po' il risultato, ma non mancherà da parte mia assolutamente la volontà di collaborare anche con Gianluca Posocco e con tutta l'opposizione. Le prime cose che farà in questi 100 giorni? Allora, l'abbiamo detto più volte, innanzitutto cercheremo di lavorare per recuperare la cura della città, sistemare la città, dopodiché dobbiamo sistemare gli uffici, potenziarli e anche io non tralascio la questione della partecipazione dei cittadini, quindi naturalmente noi continueremo a lavorare affinché ci sia un movimento dal basso e quindi ci sia più partecipazione alla vita amministrativa. Ora festeggerà, questa sera sarà riservato ai festeggiamenti? Sì, io festeggio con moderatezza però perché so che la responsabilità è molto alta e quindi voglio dire insomma ai cittadini di Vittorio Veneto che sarà un momento di festeggiamento però sapendo che abbiamo stati eletti al governo della città e quindi già domani mattina ci metteremo al lavoro.